Le notizie storiche su Serravalle sono abbastanza recenti perché la tradizione parla di origini romane e anche preromane così, ma in realtà non c'è nessun documento storico, archeologico che identifichi la nascita di Serravalle con queste epoche. Il primo documento che parla di Serravalle è intorno al 1150 perché come dice il toponimo Serravalle è stretta tra due rocche, c'è un passaggio stretto in cui in fondo a questo passaggio scorre il fiume Meschio e su un'altura in fianco a questo Meschio nel 1150 c'era già una rocca, un castello che era dei Da Camino. Lo sappiamo perché la signora di Colfosco, Sofia di Colfosco, lascia per testamento tutti i suoi possedimenti al marito, in parte anche ai Da Camino e alla chiesa. Quindi da lì parte la vera storia che possiamo documentare su Serravalle. C'è ancora le vestigia di quello che è rimasto, anche manomessa, del castrum, dove è nata questa Serravalle. E poi Serravalle si è espanso verso sud, dove siamo noi, con la piazza Flaminio, con i palazzi rinascimentali, con lo sviluppo che ha avuto quando è entrata nella Repubblica Veneta dopo il 1337, quando morti da Camino, Serravalle è stata dal vescovo donata alla Repubblica Veneta e poi si è espansa verso il nord con la creazione di chiese, la chiesa di Santa Giustina e San Giovanni Battista. Però il borgo vero, quello vivace, quello che ha prodotto anche questi palazzi, è nel 400-500, che ha prodotto poi anche, oltre che questa ricchezza che si vede ancora, perché palazzi di 4-5 piani di stile veneziano non è facile trovarli sulla terraferma a questa epoca, se non a Treviso, nelle grandi città, Padova, Verona, eccetera, ma non in città delle dimensioni di Serravalle. Ora ci troviamo all'interno del Duomo di Santa Maria Nova, qui sempre a Serravalle, dove ci sono delle opere di notevole pregio. L'opera dell'altar maggiore è una palla di Tiziano del 1547 in cui si vede San Pietro e Sant'Andrea e la Vergine assunta in cielo, insomma la Vergine col bambino. Alle mie spalle ci sono in fianco due portelle d'organo di Francesco da Milano, di cui una, l'Annunciazione, e ha un po' uno stampo, un'impostazione diciamo leonardesca, perché Francesco da Milano sembra che sia stato a Milano nella bottega di Leonardo da Vinci o della scuola di Leonardo da Vinci, quindi l'architettura, il paesaggio che vediamo nello sfondo dell'angelo è di natura lombarda e probabilmente della scuola di Leonardo. Mentre queste erano due portelle dell'organo della vecchia chiesa demolita nel 1700, di cui naturalmente si sono conservate le due pale, la pala d'altare e le due portelle dell'organo primitivo. Ora ci troviamo in piazza Minucci e io le chiedo questo, dottor Zagonel: se un turista dovesse arrivare qui a Serravalle e ha un'ora e mezza di tempo, che cosa merita veramente di essere visto? Beh, intanto siamo davanti alla cosiddetta Fondazione Minucci. Questo è un palazzo voluto dall'arcivescovo di Zara Minuccio Minucci, morto poi a Monaco di Baviera nel 1604, quando il palazzo era o appena completato o era in fase di completamento. Questo palazzo poi è stato ereditato nell'Ottocento dalla famiglia De Carlo di Calalzo e l'ultimo componente della famiglia, la medaglia d'oro Camillo De Carlo, ha voluto donarlo, creare una fondazione e donarlo alla città di Vittorio Veneto. Davanti a noi c'è il teatro di Serravalle, oggi si chiama Teatro Lorenzo da Ponte perché è stato inaugurato una decina d'anni fa, dopo è stato chiuso per molto tempo, e un teatro moderno naturalmente, però è l'unico teatro al mondo intitolato al librettista di Mozart, Lorenzo da Ponte, quindi ha un suo significato. La Cappella dei Battuti, che è nei pressi
qua giù a sinistra, verso la porta San Lorenzo, con degli affreschi del 1400, fortunosamente salvati da distruzioni varie e recuperati anche quelli molti anni fa, dagli anni 60 in poi, e oggi sono visitabili. Naturalmente è una dépendance, chiamiamola così, del Museo del Cenedese, perché è comunale, quindi chiedendo l'autorizzazione al museo in determinati orari si può visitare questo magnifico ciclo di affreschi. Alla fine il museo cosiddetto del Cenedese, perché questo museo, inaugurato nel 1998, voluto dall'ingegnere Francesco Troyer, che nel frattempo era morto nel 1936, raccoglie materiale di vario genere riguardante il Cenedese, cioè quel territorio tra Piave e Livenza, di cui fa capo, diciamo, Vittorio Veneto, nel senso come sede dell'antica diocesi di Ceneda, raccolto, e quindi è un museo aperto al pubblico.